Emozionante serata a Big Show per la giovane empedoclina Pamela Salamone, allevia dell'Accademia dello Spettacolo Palladium, diretta dalla brava Lia Minio. Il nuovo varietà condotto da Enrico Papi in prima serata sul Canale 5 ha visto protagonista la nostra giovane Pamela Salamone, di anni 20 di Porto Empedocle, che sin da piccola ha avuto la passione per il canto, frequentando l'Accademia, ma a causa di un tragico incidente in motorino avvenuto nel 2019, cui sembrava difficile uscire dal coma e dalle gravi conseguenze che lo stesso poteva lasciare, il futuro di Pamela poteva essere pieno di incognite, con gravi complicanze. Ma grazie ai medici fisioterapisti e alla sua forte caparbietà, la giovane empedoclina è riuscita nel suo totale recupero. Così l'insegnante di canto Lia Minio, con la complicità della mamma Rossella, ha voluto regalare un'emozionante sorpresa alla sua allieva, facendo credere di dover sostenere un provino di canto che la giovane artista a sua insaputa ovviamente non sapeva, di diventare per una sera la big star della trasmissione di Enrico Papi. Tra corpo di ballo, sketch e candid camera, la sua emozionante esibizione di Torno a casa del gruppo dei Maneskin si è svolta tra le lacrime del pubblico presente in sala, in particolare dei suoi genitori. E il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente, una lacrima salata bagna la mia guancia mentre e con la mano mi accarezza il viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalero tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta, ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa e il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa e il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna